Ammontano ad oltre 15 milioni di euro, ma la cifra ha tutta l'impressione di essere sottostimata per difetto i crediti accumulati dalle sole imprese artigiane sulla carta grazie al super bonus, ma non ancora incassati. Una buona parte riguarda anche le imprese artigiane del milanese. Così molte aziende nel veneziano, in particolare nell'edilizia, hanno i cassetti fiscali gonfi di crediti, che però rimangono solo sulla carta, ma nemmeno un euro in conto corrente. Il funzionario dell'associazione milanese Andrea Dal Corso rileva. Non ci aspettavamo una repentina decisione in questo termine, ma ci aspettavamo una soluzione sul problema di cosiddetti crediti incagliati, cioè tutte quelle situazioni per cui imprese e cittadini non sono riusciti a completare l'iter della cessione del credito e sono rimasti con il cosiddetto cerino in mano. Rischiano di rimanere schiacciate le piccole imprese che hanno crediti non così alti da essere appetibili al grande sistema bancario. Prevedere un acquirente di ultima istanza che automaticamente, in caso di rifiuto da parte del sistema bancario, acquisisce i crediti ed è in grado di dare la liquidità appunto a imprese cittadine per quanto riguarda i crediti più piccoli. Troppi i cambiamenti in corsa al decreto, dicono ancora gli artigiani. E in questi 2 anni e mezzo circa ci sono stati 24 provvedimenti correttivi, quasi una media di uno al mese. Questo è un modo di operare assolutamente inconcepibile e intollerabile. Occorrono regole certe e un orizzonte, e soprattutto in un orizzonte di medio-lungo periodo.